Scusate, ma non ci sta nessuno qua? Dipende, gratis o no. E per fare un riconoscimento pure devo pagare. Se siete parenti di chi dovete riconoscere, no? Ebbene, se prima non lo riconosco, io non so neanche se ci sta qua. Sentite. Dica. Venite appresso a me. Gaetano, per favore un occhio all'ufficio. Da questa parte. Però certo, dove andiamo adesso, signor? Fa impressione. Vabbè, là ci stanno morti scamazzati sotto al treno, morti affogati che si abboffano come i palloni. Ci stanno pure morti freschi, ma anche quelli morti una settimana fa. Voi ce l'avete lo stomaco di farvi tutta questa rivista o no? Madonna mia. E se no chi lo può riconoscere? Voi la tenete la fotografia dello scomparso? Per me? Sì. Prego. Sì. Così vi vedete solamente il morto vostro, poi gli altri li scarto io, con una 1000 lire inserviente. Tenete, il nome sta scritto dietro. Io oramai sono abituato, a me queste cose non mi fanno niente. È il mestiere mio. Non stai andando da qua. Gentilmente, scusatemi, guardate un momentino nello schedario per vedere se ci sta un morto che... Ancora? Quello non è aggiornato. Devi andare dentro e te lo devi cercare tu stesso. Ma a me i morti mi fanno impressione. E vieni a faticare proprio qua. Ma cammina, va. Caga sotto. Devo entrare io? Severino? 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 Che cazzo vuoi? Madonna Severino, ci metti pure tu? Che vai trovando? Tengo un riconoscimento. E mo proprio. Manco mezz'ora di sonno. La cliente mo è venuta.